1 Quincy Frontline, 2 Van Helsing Font, 3 Ultras Griff, 5 United AS, 6 Santiago Dete. Questa è la prima fila. In seconda 7 Viola Trio, 8 Venanzo Jet, 9 Unno del Duomo, 10 Valkyrie OP, 11 Tinto. Allineamento che si va a formare lungo l'arco della piegata di sinistra. L'errore di Valkyria OP, Ultras Griff e United AS in linea dopo un centinaio di metri, veloce dalla seconda fila Tinto che è in schiena Santiago Dete, passa United AS su Ultras Griff in terza posizione alla corda, Van Helsing Font precede Quincy Frontline, Santiago Dete che si deve adeguare in fuori scoperto i 200 iniziali in 14,7. Seconda pariglia di fuori per Tinto, dal fondo del gruppo la mossa di Valkyria P in risalita dopo l'impasse iniziale. In aggiramento su tutto il gruppo la previene però Tinto che si va al completamento dei 400 in 30 a profilare all'altezza del Selkie di United AS. Torna a galoppare Valkyria OP. I 600 10, di gara Valkyria passati OP, dalla nuova coppia di testa in 45,3, poco tenuto conto della qualità dei cavalli in pista. Tinto è dove era naturale che fosse, ovvero in fuori scoperto al passaggio davanti alle tribune. Ha in schiena Santiago Dete, Venanzo Jet, Viola Trio che accenna a venire via dalla corda. Il giro di corsa in 1 minuto e 2 decimi. United AS sulla coppia composta da Ultras Griff e Tinto. Il chilometro iniziale passato in 1,15,7. Santiago Dete che cerca di stare con i migliori. Venanzo Jet prova a scansarlo a metà della dritta di fronte. United AS messo sotto pressione da Tinto quando si va a 500 dalla conclusione. 1,30 in 1.200 con Tinto che insiste a lato di United AS, poi Ultras Griff a 300 al termine. United AS, Tinto e Ultras Griff che prendono chiaro margine di vantaggio a Van Helsing Font, la dritta arrivo con Tinto che va all'attacco di United AS, si unisce alla lotta Ultras Griff in open stretch, Ultras Griff e Tinto che vanno a lottare con United AS, Ultras Griff che vince davanti a United AS e Tinto. 1,58,3 il totale, 1,13,6 la media al chilometro. Il successo di Ultras Griff, Andrea Vitagliano, per un'estate davvero a successo del guidatore allenatore napoletano, trainer di questo Ultras Griff, i colori quelli del signor Giustino Enrichiello. In open stretch viene a prendere nettamente la meglio infine nei confronti dei duellanti United AS e Tinto. Il numero 3 sul tabellone al primo posto, al secondo il 5 di United AS, al terzo l'11 di Tinto. La linea torna a Via Riberti.